non mi sentivo in settimana, io lo dicevo ai ragazzi, di avere 18 punti ma di averne 19, perché è stato convalidato un gol nettissimo, non c'era né fuorigioco né niente, però ci sta, tante volte si può sbagliare, accettiamo sempre di buon grado e chiedevo alla mia squadra una reazione già da oggi, che abbiamo trovato una squadra ben messa in campo, che giocava a calcio, che ha lottato su ogni pallone, era pure passata in vantaggio dopo l'uscita di Alberto Costantino, però ho ritrovato una squadra nel secondo tempo dove non ci stava a perdere, e che devo fare i complimenti a questi ragazzi che ancora una volta stiamo giocando nuovamente domenica, mercoledì, domenica, e sappiamo le difficoltà che ci possono essere, però devo fare i complimenti perché questi ragazzi non sono mai domi e non hanno mai mollato fino al 95esimo, per cui penso che non ci sia, penso che non abbiamo rubato nulla, di aver vinto una partita in maniera voluta fino al 95esimo. È uscito per precauzione perché ha subito qualche punto di sutura, però la parte dove che era gli girava un po' la testa e per precauzione l'abbiamo tirato fuori. Poi tra l'altro mercoledì giochiamo nuovamente i quarti di finale di Coppa, per cui l'abbiamo anche riservato per la partita successiva, perché se un ragazzo non sta al 100% o se gli gira la testa dobbiamo essere anche come dire, intelligenti a capire che doveva essere sostituito. Il ragazzo era andato via da Lascari, diciamo che in quei pochi giorni si è già subito messo in risalto già in allenamento, e io ho dato anche la possibilità, visto la partita, di entrare e di dare il suo contributo. Poi con il gol ancora meglio, per cui sono contento anche per Salvatore, che ha avuto questo impatto bello e felice, ci ha dato la possibilità anche di chiudere i conti, perché chiudere la partita a pochi minuti alla fine ti dà la tranquillità e la serenità per poter gestire gli ultimi minuti. Roy è un giocatore che si sacrifica tanto per la squadra, magari non sta facendo gol, oggi l'ha sfiorato, ha preso una traversa, in un paio di occasioni non è arrivato, però è un giocatore che ti fa da apripista, battaglia su tutte le parti del campo. Sono contento anche del suo secondo tempo, perché il primo tempo un po' mi aveva lasciato un po' perplesso, però poi è entrato nel secondo tempo molto determinato insieme a tutta la squadra, perché è un po' tutta la squadra che non era, dopo aver subito il gol, è andato un po' in difficoltà, però sono contento anche della sua prestazione e per come si è sacrificato per la squadra. Troviamo una squadra che non è da sottovalutare, l'abbiamo visto anche qui in casa, abbiamo avuto delle buone occasioni, ma è una squadra che non molla, una squadra che gioca, e sarà una bella battaglia, per cui abbiamo questi 3 giorni per rimetterci a posto, già iniziare da domani mattina riprendiamo l'allenamento, domani pomeriggio, e cerchiamo di prepararci per questo doppio confronto esterno, perché abbiamo mercoledì San Vito in Coppa e domenica ritorniamo di nuovo dalle parti di Trapani con l'Accademia Trapani, per cui 2 trasferte abbastanza toste e che dobbiamo dare il massimo per cercare di uscire alla grande sia nella prima e possibilmente, se ci riusciamo, anche nella seconda, però è sempre il campo a determinare tutto questo naturalmente.